Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Alle 13.30 la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, supportata dall'autobotte, è intervenuta per un incendio casetta in legno collocata nel giardino di un'abitazione a Brugnera. In breve tempo i vigili hanno avuto la meglio sulle fiamme e contemporaneamente alle operazioni di spegnimento hanno sempre monitorato con una termocamera la temperatura delle mura della vicina abitazione. L'intervento si è concluso con la minuta bonifica e la messa in sicurezza dell'area del sinistro e dell'abitazione, nel quale è stata fatta una verifica per scongiurare la presenza di monossido di carbonio sprigionato dalla vicina combustione. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale ricorda a tutta la popolazione che aderirà alla campagna vaccinale anti-Covid-19 che è necessario presentarsi presso la sede vaccinale designata nel giorno indicato nell'appuntamento, rispettando l'orario previsto in modo da evitare assembramenti. Le vaccinazioni per queste categorie inizieranno lunedì prossimo. Occorre essere muniti dell'idonea documentazione già compilata e sottoscritta allo scopo di facilitare le procedure amministrative. La modulistica è composta da modulo di consenso, scheda anamsetica e nota informativa e verrà consegnata al momento della prenotazione. Chi ne fosse sprovvisto può scaricarla dal sito dell'azienda asufc.sanità.fvg.it/news/vaccinazione covid.html o reperirla nella sede della vaccinazione al momento dell'appuntamento. Alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia sono intervenuti a Savogna di Sonzo per dare assistenza al personale sanitario del 118 impegnato per un infortunio sul lavoro.
I pompieri goriziani, utilizzando una barella spinale, hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre dai comandi di una mini pala gommata il conducente che era bloccato ai comandi lamentando un forte mal di schiena. L'operazione si è conclusa in breve tempo con successo. L'uomo, a titolo precauzionale, è stato condotto al pronto soccorso del capoluogo isontino per accertamenti sanitari. Mittelfest e Fondazione Friuli rinnovano la convenzione triennale con l'obiettivo comune di promuovere la diffusione della cultura nel territorio regionale. A sottoscrivere l'accordo Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione. Si tratta di una collaborazione a largo spettro che include anche il sostegno economico dei progetti collaterali a cui Mittelfest sta già lavorando e che si pongono l'obiettivo di valorizzare anche le comunità locali e piccoli centri meno conosciuti. L'intervento economico della Fondazione sarà determinato di anno in anno a seconda della programmazione degli obiettivi condivisi dalle due organizzazioni. Una partnership che ben si sposa con la nuova direzione del festival, sempre più proiettato al coinvolgimento e alla valorizzazione del territorio, che l'ha visto nascere e diventare punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Dopo il successo della prima edizione di Scrivere per il Web, dal 9 al 18 marzo torna la Scuola di Comunicazione Digitale di Fondazione Pordenone Legge, curata da Alberto Garlini. Focus sui libri e su come vengono raccontati online per questa seconda edizione, che si arricchirà anche di una collaborazione speciale con PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli a Pordenone. In programma 4 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna su piattaforma Zoom, affidate a diversi professionisti della comunicazione web, informazioni e forma di adesione sul sito pordenonelegge.it con iscrizioni da giovedì 11 febbraio ed entro il 1 marzo 2021. Prosegue l'attività di rilevazione dell'Università di Udine sulle intenzioni dei suoi laureandi dopo aver concluso il ciclo di studi, misurando anche gli effetti della pandemia. L'indagine avviene per via telematica nel momento in cui lo studente deposita la propria domanda di laurea. Da fine marzo 2018 a oggi sono già stati raccolti più di 10.000 questionari. Uno degli aspetti che la rilevazione prende in considerazione è quello relativo all'intenzione da parte dei giovani laureati di lasciare il paese per continuare gli studi o iniziare la carriera lavorativa all'estero. La ricerca, condotta dall'Officina Demografia e Territorio di Cantiere Friuli, composta da Alessio Fornasin, Andrea Guaran e Gianpietro Zaccomer. Le frecce tricolori stenderanno il tricolore più lungo del mondo sopra i cieli di Cortina. Domenica 14 febbraio, in occasione di una delle gare più iconiche del Mondiale di Alpino di Sci 2021 a Cortina, i velivoli della PAM stenderanno sul traguardo della discesa libera il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana prima della partenza della gara maschile alle 10. In uno scenario mozzafiato tra maestose vette dolomitiche, patrimonio dell'UNESCO, le frecce tricolori effettueranno il primo sorvolo del 2021, preludio di una stagione acrobatica che rappresenterà ancora una volta la capacità di fare squadra degli uomini e delle donne dell'aeronautica militare, con l'obiettivo di portare un messaggio di speranza, solidarietà, ripresa economica e sociale. Preparazione, velocità, tecnologia e spirito di squadra sono alcuni degli elementi che accomunano gli atleti dello sci alpino e il personale delle frecce tricolori e in più in generale l'aeronautica militare. Le frecce tornano dopo 40 anni sui cieli di Cortina d'Ampezzo. Era il 7 gennaio del 1981, quando la pattuglia acrobatica nazionale stendeva i fumi tricolori in occasione dell'apertura dei mondiali di bob ospitati proprio dalla regina delle Dolomiti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.